quell'area della passa l'acqua prima di dare l'ok a eventuale piantumazione. Perché? Perché gli alberi messi lì oscurano la visuale della caserma. Questo è il sovrintendenza. Quindi io non ho il potere di andare contro la sovrintendenza, perché la sovrintendenza purtroppo, per fortuna, comunque così è l'ultima parola. Questa cosa qua l'ho detta più occasioni, in più volte. Figurati a me, io ce li avrei già messi giù gli alberi da anni, cosa me ne frega a me? Sono d'accordo che è uno schifo come adesso che si prende il sole, ma se la sovrintendenza ha detto che non si possono mettere gli alberi, che potere ho io? E chiudo questa cosa, primo, dopo non voglio stare troppo di domanda, dopo ne parliamo a parte, però ci sono altre persone a cui devo rispondere. Poi, tema Piazza Isolo, adesso siamo allo studio, non so se avete visto che abbiamo chiuso la stradina che da Ponte Nuovo va a San Tommaso, che c'era un triangolo davanti a dei bar, delle strutture, quella lì diventa una piazza tipo piazzetta Bramolinari. Abbiamo messo il finanziamento quest'anno, a fine anno fanno il progetto, tra la fine dell'anno prossimo dovremo vedere qualcosa, quindi deve seguire l'iter. Piazza Bramolinari abbiamo messo in campo nel 24, l'abbiamo realizzata nel 26, purtroppo i tempi sono questi. E golosine, parchi, sì, ricordo ancora una volta, come già detto, che l'illuminazione pubblica è di competenza dell'assessore Bertucco, che più volte sollecitato questa cosa, quindi illuminazione, come ti avevo detto, illuminazione pubblica, assessore Bertucco. I parchi, ti ho già detto che li mettiamo in autunno, i giochi nuovi, perché sono stati acquistati. Sulla manutenzione di Amia, certo, va bene, li solleciterò per la 50.000esima volta di fare i lavori di manutenzione, per cui Amia è pagata quei 5 milioni di euro di cui vi ho detto prima. Tema comunicazione, che mi sembra un po' il tema alla fine quello più importante di tutti, perché io, e anche da qui c'è con me, c'è tra il pubblico la consigliera Volino, che è consigliera comunale, capogruppo della lista Tommasi, quindi diciamo molto vicina al sindaco, no, nel senso che è proprio della sua lista, può confermarmi la fatica che quotidianamente da circa 1400 giorni, che sono più o meno i giorni in cui siamo in amministrazione, facciamo con il sindaco per il tema della comunicazione, perché non so se si è colto che il sindaco non ama molto farsi vedere, non so se si è colta questa cosa. Adesso c'è un problema aggiuntivo, che ad oggi non abbiamo neanche conferma se il sindaco si vuole ricandidare, quindi voi mi capite che è difficile comunicare quando non sai neanche chi è il tuo candidato sindaco, e questo è una cosa che io spero il sindaco sciolga a breve. Io spero che al termine dell'estate, entro settembre-ottobre, dica anche in via informale sì, voglio continuare, perché per noi è un problema. Quindi io non so se verrà mai risolto il tema della comunicazione. Io da parte mia è 4 anni che, come facevo prima quando ero consigliere comunale, come facevo prima ancora quando ero in circoscrizione, sono solito ad informare sull'attività del mio assessorato, perché la vedo come un dovere istituzionale quello dell'informazione, perché è un rendere conto di come vengono spesi i soldi dei cittadini, per quello che mi riguarda me, ma è una mia visione, non è la visione del sindaco, che ne è un'altra. La visione del sindaco è quella di dire: non serve dire alla gente che si fanno i lavori, perché l'importante è farli, perché altrimenti siamo in campagna elettorale permanente, e quindi io non voglio dire abbiamo fatto questo, sono i veronesi che si devono vedere che sono fatti i lavori. E io ho detto: caro Damiano, in un mondo ideale hai ragione tu, sul mondo di Urano magari hai ragione, nel mondo reale non è così, perché se io faccio un lavoro importante anche in via X e lo sanno le 500 persone della via X, però magari se tu lo fai sapere anche ai 256.500 che non abitano nella zona X, che vedono che c'è una narrazione, una costruzione e dei lavori pubblici, allora magari questo può essere importante, perché anche uno che abita nella via H, che dall'altra parte della città, vede che c'è un fermento e magari dice: beh, però stanno lavorando nella via X, nella via Z e nella via Q, sicuramente arriveranno anche da me a fare qualcosa. Invece, non spiegando queste cose, si generano libere interpretazioni da parte dei cittadini, che possono essere le più svariate e contraddittorie tra di loro. Non state facendo niente, se uno non comunica non vede, oppure state facendo troppo, tutto insieme, tutto incasinato, c'è casino. Ma se tu non comunichi il perché fai le cose, il perché le fai, come le fai, quando le fai, da chi sono finanziate, si crea una sorta di cortocircuito narrativo per cui una persona
va a libera interpretazione di quello che sta accadendo, e la libera interpretazione porta a dire delle sciocchezze perché le persone non sanno effettivamente come vengono fatte le cose, si parla, dialogo con il tuo vicino di casa, al bar eccetera, e si genera tutta una narrazione che poi scopri che è esattamente dissimile a quella della realtà, ed è la narrazione per cui Verona è al 5° posto per qualità della vita, 7° posto, e il sindaco è penultimo come gradimento. Questo è esattamente questo il motivo, cioè non è normale in una città dove tutti sono contenti di come si vive ma il giudizio del sindaco è negativo, è lì il cortocircuito. Il cortocircuito è che a Verona si sta bene ma non si sa il perché. Forse magari si sta bene perché c'è qualcuno che sta lavorando bene, però bisogna dirlo. E su questo alzo le mani perché non ce la faccio più, ma non solo io.